ULSS2 rinnova e rafforza il proprio impegno nella lotta contro la violenza domestica e di genere con l'inaugurazione della stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto. Il nuovo spazio dedicato e protetto andrà ad accogliere in sicurezza le donne vittime di violenza e i loro minori. Un progetto nato grazie alla generosità e alla collaborazione di vari attori, tra questi Centro Marca Banca, Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, che è dedicata al percorso rosa e quindi alle donne che hanno subito violenza di tipo verbale, di tipo chiaramente anche fisico e che vengono accolte all'interno del pronto soccorso di Castelfranco per creare ovviamente un ambiente favorente a loro e contemporaneamente prenderle in carico loro e anche i minori per poi evitare che altri episodi di questo tipo possano avvenire e condizionare ovviamente la vita della donna e dei minori. Un vivo ringraziamento va al dottor Alessandrini come direttore della Banca di Credito Cooperativo, che è stato uno sponsor di questa bellissima iniziativa. È per noi un atto di responsabilità di profonda convinzione, non è solo un contributo economico, è un segno concreto di vicinanza ed è un modo per poter dire ci siamo per contribuire a una cultura di rispetto, di protezione e di umanità. Dal 2017 infatti l'azienda ha adottato un protocollo Codice Rosa, un percorso dedicato all'accoglienza e alla presa in carico delle donne vittime di violenza nei pronto soccorsi aziendali, un percorso virtuoso che accompagna le vittime dalla fase di triage fino alle dimissioni. Era uno dei miei primi obiettivi, quello di creare e realizzare questa stanza rosa, che come avete visto è un luogo di rifugio per tutte quelle persone che chiedono aiuto e hanno bisogno appunto di un supporto non solo psicologico. Purtroppo il tema della violenza è un tema sempre attuale e è un tema appunto che porta numeri veramente significativi, perché tenuto conto che da quando abbiamo attivato in azienda ULSS2 Marca Trevigiana il codice rosa si sono verificati 5.000 casi appunto di presa in carico di episodi di violenza e solo nella nostra azienda quest'anno abbiamo avuto più di 200 casi, il che vuol dire più di un caso al giorno, che è veramente un numero impressionante se pensiamo che è a livello di 900.000 abitanti comunque della provincia di Treviso.